Il centrodestra si stringe attorno a Francesco Rucco. È lui il sindaco di Vicenza, candidato civico che raccoglie l'appoggio di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Forza Italia che oggi ha presentato la sua lista. Una bella lista con molti giovani, rappresentativa della città, a capolista Marco Zocca, assessore uscente, super assessore della giunta Rucco, 50% uomini, 50% donne. È una bella lista. Tra le priorità la tutela dei risparmiatori con l'amministrazione di Francesco Rucco che si è costituita parte civile nel processo per il crack BPV, affiancando nel percorso dei risarcimenti i danneggiati. Un importante lavoro che ha portato fino all'acquisto a titolo definitivo del Palazzo Thiene, che era la sede della Banca Popolare di Vicenza. Certo, da Palazzo Thiene ricominceremo per la tutela dei risparmiatori e creeremo un modello da Vicenza. Forza Italia punta sulla competenza amministrativa, ma la priorità è la sicurezza, con il controllo del territorio anche sul fronte dei migranti. Presidio del territorio, controllo del territorio, tassativo, rigido, rigoroso, sarà una delle differenze fra centrodestra e centrosinistra. Una parte della sinistra dice devono venire tutti, accogliamoli, vogliamoci bene. Il centrodestra dice facciamo venire chi se lo merita e chi viene rispetta le regole. E questo su una città è una differenza sostanziale. Anche il sindaco Francesco Rucco è critico rispetto all'accoglienza diffusa. Non è attraverso una assistenza diffusa che si dà una risposta a persone in difficoltà, bisogna aiutarle con dei flussi controllati, con un aiuto concreto di integrazione sociale e lavorativa che dia una prospettiva di vita a queste persone. Non si possono accogliere in maniera incontrollata lasciandole poi per strada senza un supporto concreto. Anche Fratelli d'Italia, il partito della Premier Giorgia Meloni, oggi ha presentato la sua lista a sostegno di Francesco Rucco. La caratterizzazione della lista è lo specchio della città che vogliamo e degli obiettivi futuri. Una squadra pronta a correre, a contribuire per ridisegnare completamente la città e guardare verso il futuro. Fratelli d'Italia è compatta, coesa, unita, al fianco di Francesco Rucco e quello che vogliamo è portare il centrodestra alla vittoria sin dal primo turno.